Ciao, io sono Gabriele, ho 42 anni e sono un grafico pubblicitario. L'idea nasce da un background lavorativo personale, nasce anche da una delusione lavorativa personale dovuta alla perdita del lavoro, nasce anche dall'ottimismo che mi ha comunque sempre contraddistinto all'interno del mondo del lavoro. A un certo punto della mia vita mi sono trovato a capire che cosa fare, chi ero, e mi sono guardato e ho iniziato semplicemente a mettere in atto le mie virtù, che sono sempre state quelle di saper comunicare e quelle di utilizzare proprio l'arte che avevo studiato nelle scuole. E poi ho avuto la fortuna per caso di incontrare dei colleghi con i quali ho iniziato a creare un gruppo di lavoro, un team. Ho conosciuto un mio collega, che adesso è un mio collega, che prima era un mio docente, attraverso un corso per la gestione dei business plan. Con lui sono rimasto in contatto, gli ho chiesto di poter collaborare con lui, gli ho chiesto di darmi una mano per attivare proprio quella che era la mia impresa. Però una mano attiva, nel senso non suggeriscimi solo quando c'è la possibilità di un finanziamento, ma vieni a far parte anche tu del mio team. A lui è piaciuta tantissimo l'idea, abbiamo anche gestito diversi lavori assieme e mi ha aiutato quando c'è stata la possibilità proprio del lancio del microcredito di utilizzare il microcredito come forma di sostentamento per la nascita della mia attività. E grazie al microcredito in effetti ho concepito tutta l'idea di questo spazio. Devo dire la verità, è stata proprio una fortuna aver avuto questa possibilità, perché i miei coetanei li vedo spesso abbacchiati perché magari hanno perso il lavoro, perché magari non sanno come muoversi. Io li stimolo a provarci, a coltivare una loro idea e spesso, devo dire la verità, propongo proprio il microcredito come piccola forma di impresa. Alla fine la funzione del microcredito è quella di dare la possibilità a chi vuole di mettere su la propria attività. I tempi tecnici giusti che ci vogliono perché la tua domanda sia accolta, elaborata e poi finanziata. Come puoi avere il microcredito è abbastanza semplice, basta andare nei centri servizi per il lavoro e innanzitutto spiegare a loro qual è la tua iniziativa imprenditoriale e loro ti aiutano e ti orientano verso quelle che sono le dinamiche di accesso al microcredito. Basta compilare le domande necessarie per farlo, redare un business plan ad hoc e poi presentarsi negli uffici dedicati della regione con la propria domanda e la propria idea imprenditoriale. Dopodiché, tanto che la domanda venga analizzata, accolta e quant'altro, passa un lasso di tempo, all'incirca di 5-6 mesi, viene erogato il finanziamento se la domanda è accolta e hai un periodo di gestazione della tua startup nel quale vieni anche monitorato dai servizi alle imprese, quindi in cui vieni anche orientato nel caso la tua attività stia andando male o comunque stia andando bene e puoi restituirlo dopo 1 anno e mezzo con calma e con le comode rate che fanno comoda alle attività nate da poco, piano piano, oppure se riesci a restituirlo anche in maniera più agevole perché il tuo lavoro comunque ti ha consentito di incrementare anche il tuo fatturato anche in un'unica soluzione o in accordo con gli uffici in diverse soluzioni per riuscire a essere più tranquillo anche come impresa. Il consiglio che voglio dare a chi vuole iniziare una nuova attività è innanzitutto di non aver paura. E il secondo consiglio che vorrei dare è: sfruttate quelle che sono le possibilità, andate a curiosare dentro quelli che sono gli uffici pubblici, informatevi, cercate qualsiasi appiglio che possa essere per voi di stimolo. Esistono, ci sono lì a vostra disposizione,
e soprattutto ci vuole una marea di ottimismo. Vorrei citare una frase di Nelson Mandela che dice: sembra impossibile farcela finché non ce la fai. Con questo vi saluto e buon lavoro a tutti.